siamo a Palmanova, una giornata bellissima, c'è un sole meraviglioso, abbiamo oltre 1500 studenti, 70 gazebi, quindi 70 stand che svilupperanno oggi oltre 300, un totale di 300 laboratori. In questa mattinata abbiamo già realizzato una land art molto simbolica, un disegno di una clessidra nella quale sono passati 1500 partecipanti, una scritta finale, Act Now, il tempo sta finendo per il pianeta, è il caso che cominciamo a intervenire. E quindi questo impegno che oggi coinvolge qui tutti questi ragazzi, insegnanti, enti di ricerca e volontari, porta un messaggio fondamentale. Questa è la giornata della Terra nella quale siamo noi, diciamo, dopo 15 anni che dobbiamo intervenire direttamente. Tantissimi ragazzi, tantissime scuole che vanno dagli istituti dell'infanzia alla primaria, alla secondaria di primo grado e alle scuole superiori. La bellezza di questa iniziativa è che i giovani dialogano con altri giovani, quindi un messaggio anche di particolare attenzione per la scienza e per la tutela dell'ambiente e di tutta il nostro meraviglioso pianeta. Quindi siamo anche molto grati a tanti volontari, a tanti enti di grande valore scientifico che hanno voluto partecipare. Questa giornata è per oggi entusiasmante anche per tutti i ragazzi e per i colori che ci sono in piazza. È una seconda edizione per Palmanova e ci rende molto orgogliosi, ecco, di poter contribuire a valorizzare anche questa realtà bellissima, perché è una piazza stupenda oltre alla sua storia. E ci vede qui proprio per portare la scienza e l'attenzione per l'ambiente e per il pianeta. È una realtà che ha un grossissimo potenziale dal punto di vista storico, architettonico. Ecco, noi vogliamo portare questo piccolo contributo in più di carattere scientifico.